Cari telespettatori, ben ritrovati con noi e con il nostro graditissimo ospite. Quindi ci ha raggiunto da Verona il presidente regionale della Di-Consum del Veneto, il dottor Davide Cecchinato. Ben ritrovato qui con noi. Grazie per l'invito. Allora, doverosa la sua presenza perché ci siamo ormai e quindi lo ribadiamo, l'abbiamo detto più e più volte, ma non serve mai abbastanza. Ci troviamo nel mercato libero anche per l'energia elettrica, è stato già fatto per il gas e quindi bisogna che le persone mentalizzino questa situazione. Non per tutti è così chiaro, è normale, non è che la gente ha la testa sempre su quello come tanti ci scrivono, non è che tutti sono addetti ai lavori, per cui e soprattutto per le persone anche più fragili, tra virgolette, dobbiamo ripetere certe cose. E allora con voi facciamo di nuovo il quadro della situazione. Come è andata la prima parte, liberalizzazione del mercato del gas? È stata una fase molto impegnativa e dove il consumatore si è sentito anche parecchio disorientato e soprattutto preda delle pratiche commerciali scorrette. Le telefonate, le proposte commerciali a casa, poco trasparenti, perché purtroppo il settore è un settore asimmetrico dove il cittadino non capisce pienamente quali sono tutte le dinamiche di un contratto dell'energia elettrica o del gas, anche perché è un settore molto complicato. Bravo, e molto tecnico. Quindi non è che le persone devono scoraggiarsi e dicono che no, è complicato, dai, diciamo la verità. È complicato e quindi vanno prese delle precauzioni, bisogna approfondire gli argomenti o rivolgersi alle associazioni di consumatori che possono aiutare i consumatori. A gennaio è stato abolito, come giustamente ricordava lei, il mercato tutelato del gas, il 1° luglio verrà abolito quello dell'energia elettrica, quindi bisogna essere cauti, fare attenzione, informarsi e arrivare a questa scadenza preparati, visto che mancano pochi giorni. Attenzione proprio perché dopo ne parleremo anche in corso della trasmissione, spesso squilla il telefono, spesso e ci sono queste offerte, queste proposte, quindi si viene colti così alla sprovvista, si tende a dare delle risposte e magari ci si finisce in situazioni poco piacevoli, quindi dopo daremo anche istruzioni per l'uso su questa metodica. Mercato dell'energia elettrica libero, sostanzialmente cosa vuol dire? Ecco, questo è l'argomento principe più importante. Nel mercato libero le condizioni di fornitura, cioè tutte le regole economiche ma anche che disciplinano il rapporto, le mette in campo, le decide il fornitore stesso che ci fornisce l'energia elettrica oppure anche il gas. E è vero che c'è una regolamentazione di cornice fatta dall'autorità che vigila su questo settore, però poi diciamo che le varie condizioni, come viene declinato il contratto, le modalità di pagamento, la frequenza della fatturazione e l'eventuale applicazione di interessi in caso di morosità sono decise sostanzialmente dal contratto stesso. Quindi bisogna guardare il contratto sostanzialmente. È fondamentale leggere il contratto, cosa che purtroppo non è semplice perché i contratti normalmente sono distinti in una parte normativa che disciplina il rapporto e una parte economica e noi dobbiamo essere in grado di mettere insieme tutti e due questi documenti per capirli, leggerli. È vero che comunque ci sono anche delle facilitazioni, nel senso che deve essere data al consumatore una documentazione sintetica, illustrativa di quelle che sono le condizioni di fornitura, però è anche vero, ce lo segnalano i cittadini, che tante volte sono preda da pratiche commerciali scorrette, da attivazioni non richieste. Cioè attivazioni non richieste, questo è l'argomento che dicevamo prima. Possono capitare? Possono capitare, sono sempre più frequenti perché quando si danno i propri riferimenti, la copia della propria bolletta ad esempio ad un agente, ad una persona, questa ne può fare anche un uso non legittimo perché nella bolletta ci sono tutti i dati, tutti i riferimenti per far partire un contratto.
fatto. La sottoscrizione può essere anche messa in modo falso e quindi si arriva alla cosiddetta attivazione non richiesta. Non bisogna disperare, in questi casi ci sono delle regole che possono aiutare il consumatore a esercitare il cosiddetto diritto di recesso, si può anche naturalmente segnalare all'autorità la pratica commerciale scorretta perché vengono sanzionati questi signori e quindi in qualche maniera si può diciamo, rimediare al torto, però è fondamentale sin dall'inizio evitare di incappare in queste situazioni, perché chiaramente se io evito il disagio poi di dover scrivere una raccomandata, di fare una segnalazione, di andare in un ufficio delle associazioni dei consumatori, è tutto guadagnato. Quindi quando io ricevo la telefonata, quando bussano alla mia porta, devo stare molto attento a quello che dico, a quello che faccio e a quello che do a questi signori. E prima di scegliere devo essere certo che quello che dicono a voce sia effettivamente poi quello che viene applicato concretamente nel rapporto. Quindi chiedere sempre la conferma scritta, perché carta canta e quindi siamo sicuri che con quella non ci possono circuire. E soprattutto perché con la carta in mano possono venire da voi e chiedervi le delucidate, dire mi hanno proposto questo, prima di firmare cosa ne dite? E voi oggettivamente, essendo esperti, potete dare delle indicazioni di massima senza avvantaggiare uno anziché l'altro. No, assolutamente, questo è il nostro ruolo proprio di disseminazione di quelle che sono le informazioni e quindi anche di strumento di aiuto dei consumatori, quindi sta pienamente nel nostro ruolo istituzionale e il consumatore chiaramente deve sapere che esistono anche le associazioni, meglio se conosce naturalmente tutti i suoi diritti in modo tale da poter intervenire in maniera efficace. Volevo segnalare anche che sono vari gli stratagemmi che vengono messi in campo per, diciamo così, circuire il consumatore. Vengono rappresentate situazioni non veritiere, ci si presenta ad esempio come il proprio fornitore di affezione, quello in essere, mentendo e dicendo che si ha diritto ad una tariffa di miglior favore, magari si dice sì, anche telefonicamente, perché sappiamo che via telefono noi possiamo concludere dei contratti. Allora Presidente, lo ribadisca questo concetto, perché purtroppo ci sono arrivate delle telefonate di persone che non credevano questo fosse possibile, e invece no. Dica. Appunto, tramite il telefono, cosiddetto mezzo a distanza, posso concludere un vero e proprio contratto perché la legge lo permette. Non è necessaria una forma scritta se non sotto forma di conferma di quello che è stato concluso telefonicamente. Quindi se io rispondo al telefono, sì, sono Davide Cecchinato, sì, abito a Verona, sì, questa è la mia fornitura e poi tutta una serie di altri dati e vado a concludere un contratto. E quindi devo stare attento perché do un effetto giuridico ad un rapporto che magari non volevo. Quindi in questa ipotesi intanto devo essere sicuro con chi sto parlando, cioè dell'identità del mio interlocutore. Sintanto che non so la certa identità del mio interlocutore, non devo dare nessuna informazione. Come faccio a sapere chi ho dall'altra parte? Allora lo stratagemma è questa: devo chiedere che mi inviano tramite mail, tramite lettera, tramite un strumento che dia la possibilità di inviare qualcosa di cartaceo, i loro riferimenti, la loro proposta scritta, per quello lo dicevo prima. Quando la ricevo la posso vagliare con tranquillità, consultarmi con gli amici, parenti, le associazioni dei consumatori e poi decidere in tranquillità. Se mi dicono no, ma Cecchinato dice tutta una serie di falsità, non è vero, noi non possiamo inviare nulla perché solo per oggi mi dovete dire sì subito. L'offerta vale solo per quella caso. Esatto, e allora vuol dire che c'è qualche inghippo. Non dobbiamo fidarci, dobbiamo anche noi essere, come dire, un attimo più scafati e scaltri per evitare di finire in queste reti. Benissimo, questo è importantissimo. Il mercato tutelato invece, quindi questo è il mercato libero, quello di tutela, maggior tutela, che caratteristiche presenta? Perché tanti appunto hanno chiesto anche, ma mercato tutelato vuol dire prezzi più bassi? E se sì, per chi? Perché?
quindi spieghiamo un attimo. Allora sì, il mercato tutelato alla lunga, nel medio-lungo periodo, garantisce un miglior prezzo e quindi delle condizioni più favorevoli. Il problema è che il mercato tutelato è già stato abolito per il gas a gennaio, viene abolito fra pochi giorni per l'energia elettrica. Noi come associazioni siamo sempre stati contrari a questa abolizione perché sappiamo che i consumatori non hanno grandi competenze nel settore e quindi uscire da un mercato, venendo alla domanda, dove le condizioni economico e normative sono stabilite dall'autorità, vuol dire mettere come dire, all'esposizione di pratiche commerciali scorrette, di tutto quello che abbiamo detto prima, milioni di italiani. Quindi questo mercato tutelato andrà a finire, per noi è un grande svantaggio, però purtroppo questo è stato deciso. Esistono delle altre garanzie. Però per quegli utenti fragili c'è possibilità di restare in questo mercato, vero? Assolutamente e come, a sì. che condizioni? Un messaggio che è arrivato, ma se le categorie vulnerabili, che bravo, hanno imparato il termine. Torno indietro alla regia, vabbè, per fortuna che il mercato libero doveva abbassare tutti i prezzi perché è in concorrenza, ma che fatica con tutti questi gestori, quali ognuno dice che è meglio dell'altro, è una giungla, verissimo. È vero, questo è vero ed è uno dei temi purtroppo che anche noi abbiamo sollevato, una delle criticità del mercato libero, tante offerte magari non chiare, poco trasparenti e il consumatore è un po' disorientato. Esiste uno strumento però che è il Trova Offerte, che è un portale messo a disposizione dell'autorità dell'acquirente unico, quindi senza interessi privati, oggettivo, pubblico, al quale ci si può rivolgere online per avere dei preventivi specifici per la propria zona, per la propria tipologia. Quindi. Esattamente, per la propria tipologia di utenza e quant'altro. È chiaro che questo Trova Offerte naturalmente è uno strumento che viene in considerazione per reperire l'offerta più economica, ma non è solo questo il modo per scegliere il fornitore. L'altro messaggio era, ma se le categorie vulnerabili, quello che volevo chiedere, quindi possono rientrare nel mercato tutelato, vuol dire che è più conveniente del libero? Se sì, perché dobbiamo passare tutti al mercato libero? Allora, l'ultima parte della domanda è significativa, in effetti è una volontà politica, sostanzialmente, perché... Ma in Europa è una cosa che nasce dalle... Ma questa sì, è in parte maturata, però anche molto voluta a livello nazionale, perché? Perché il mercato dell'energia elettrica e del gas è un mercato piuttosto ingessato. Noi sappiamo che metà della nostra bolletta finisce in tasse, oneri e altre somme che sono dovute da tutti i fornitori per far, diciamo, funzionare il sistema. Quindi possono lavorare solo su una metà del totale della bolletta e questo è già una prima criticità perché vuol dire che come dire, i vantaggi non sono così importanti come se tutto fosse quota energia all'interno della bolletta e quindi si è deciso per far transitare il maggior numero di persone possibili che rimanevano nel mercato tutelato, dove ero anch'io tra l'altro perché sapevo che era quello più conveniente, di abolirlo, di mantenerlo in vita per alcuni soggetti che sono appunto i vulnerabili, gli ultra 75 anni, percettori di bonus, persone con disabilità. Che quindi esistono queste persone, ci sono? Certo, però sono all'incirca 5 milioni a livello Italia, quindi molto meno di quelli che erano in precedenza. Bisogna, per rispondere un po' alla sollecitazione del telespettatore, sapersi orientare, avere quei rudimenti che dicevo prima, consultare il Trova Offerte, ma orientarsi non solo in base all'economicità della proposta commerciale, verificare anche la presenza di punti, di sportelli nel territorio, questo è fondamentale perché così se ho un problema posso rivolgermi direttamente all'ufficio territoriale del fornitore e verificare che ci siano dei protocolli di conciliazione
Altra cosa. con le associazioni di consumatori, in modo tale da affrontare eventuali criticità con l'ausilio, con il sostegno e con l'aiuto delle associazioni che tramite questi protocolli possono far rivendicare i diritti dei cittadini nei confronti del fornitore. Allora, questo è il primo step, quindi speriamo di essere stati chiari, ma comunque se avete dei dubbi rivolgetevi alla Diconsum, è presente su tutto il territorio, in tutte le province, e quindi potete avere delucidazioni. Parliamo delle voci di costo, quindi a che cosa stare particolarmente attenti, parliamo di altre cose importanti, anche della conciliazione, come diceva il Presidente. Tra pochissimi secondi, sempre sul 19, vi aspetto.